Assessore Vullo, siamo alle battute finali di Io non ci casco. Oggi, diciamo, le prove generali all'Anna Frank con risposte multiple per far capire ai ragazzi se hanno recepito i messaggi. Assolutamente sì, siamo alle battute finali di un percorso ricco, bello, soprattutto ricco di contenuti perché i ragazzi sono straordinari e oggi siamo qui all'Anna Frank per fare delle prove rispetto ad un gioco, un quiz che hanno fatto i ragazzi andando ad individuare domande e risposte da portare poi all'attenzione dei nonnini, insomma, e faremo questo gioco quando poi nella conclusione del progetto Io non ci casco saremo tutti insieme per capire il vero significato del progetto e quindi difendere i nostri nonnini da queste odiose truffe. È stato un percorso lungo, bello, ricco di esperienze e soprattutto genuino perché i ragazzi delle scuole di tutti gli istituti comprensivi si sono comportati in una maniera eccellente, hanno compreso bene il significato del progetto e oggi questo è il risultato di quello che in un certo senso abbiamo fatto. Grazie all'Istituto Anna Frank, grazie a tutti gli istituti che ci stanno dando questa grossissima mano di aiuto per aiutare i nonnini a non cadere nelle truffe. Saremo nel giorno 17-18 di dicembre, questa è una data ancora da decidere, per questo gran finale dove i ragazzi verranno coinvolti, sarà il momento di premiazione, di riconoscimento, ma soprattutto per ricordare ai nonnini Io non ci casco. Le battute finali possiamo tracciare già un bilancio che è piuttosto positivo. Sì, diciamo che è abbastanza positivo perché abbiamo visto da parte delle scuole un coinvolgimento attivo e protagonista delle attività interne al progetto Io non ci casco e oggi ci hanno coinvolto in questa attività la scuola Anna Frank con la professoressa Tesè nella realizzazione di un contest, di un quiz, diciamo, dove i ragazzi hanno creato digitalmente un gioco dove è possibile inserirsi e quindi partecipare. Sicuramente questo sarà uno dei prodotti che sarà portato al concorso finale e che permetterà ai ragazzi di poter vivere dal vivo e quindi scusate il gioco delle parole, e di vivere qual è il vero ruolo dei nipoti digitali. Oggi prove generali per il gran finale di Io non ci casco. Abbiamo visto i ragazzi anche abbastanza preparati. Sì, i ragazzi hanno realizzato e creato con una piattaforma digitale che si chiama Kahoot, dei Kahoot, appunto sono dei quiz interattivi, utilizzando questa piattaforma multimediale che parla con il linguaggio a loro consueto, con il linguaggio dei ragazzi, dei nipoti digitali. Quindi hanno creato questi quiz che lanceremo che pubblicheremo sul sito del comune di Agrigento, così possiamo coinvolgere una platea molto più ampia che può comprendere sia i nipoti digitali che i nonni e chiunque abbia un approccio con i social. Che idea si è fatta della preparazione dei ragazzi? I ragazzi sono preparatissimi perché parlare a loro con il loro linguaggio riusciamo ad avere degli obiettivi mirati e siamo veramente soddisfatti della loro preparazione. Posso anche dire che ci superano, perché creare un quiz interattivo presuppone un'attività di ricerca, di approfondimento, della creazione, scelta dei colori, scelta delle immagini, sintesi, per cui è una modalità learning by doing, imparare facendo, che è assolutamente completa.